Si è conclusa con successo la quinta edizione del progetto Abitare il Paese, promosso ad Agrigento dall'Ordine Provinciale degli Architetti e da 3 istituti scolastici, il comprensivo Agrigento Centro, il Liceo Scientifico Leonardo e il comprensivo musicale Rapisarda di Canicattì, che hanno offerto un notevole contributo al progetto promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, con il coinvolgimento complessivo di 60 scuole distribuite su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo del progetto, ha affermato il presidente dell'ordine Rino Lamendola, è quello di rendere gli studenti protagonisti della progettualità e della valorizzazione del territorio in cui vivono, stimolando l'interesse delle nuove generazioni per l'architettura di qualità attraverso un'azione di coprogettazione territoriale che ha la sua origine nella scuola. Siamo orgogliosi di partecipare a questa quinta edizione del progetto Abitare il Paese, che nel territorio nazionale ha coinvolto ben 60 scuole. 3 di queste sono scuole agrigentine che sono state coinvolte grazie al lavoro svolto dagli studenti, ma anche all'impegno della coordinatrice del progetto Melinda Drago, che è stata egregiamente supportata dai nostri tutor, gli architetti Angela Muratore, Maria Grazia Pavone e Claudia Spadaro. Riteniamo che anche quest'anno raggiungiamo l'obiettivo di rendere lo studente protagonista della progettualità e della valorizzazione del territorio in cui si muove, e questo ci consente di stimolare l'interesse delle nuove generazioni nei confronti della buona architettura, quale bene comune indispensabile per garantire la qualità delle nostre città, che poi si traduce, come bene sappiamo bene, nella qualità della nostra vita quotidiana. Nel corso della giornata ovviamente ci sarà spazio per i ragazzi che ci descriveranno i progetti a cui hanno lavorato, esaltando la loro visione sulla fruizione degli spazi urbani connessi in qualche modo con le attività scolastiche che svolgono quotidianamente. Ringrazio l'Ordine degli Architetti per aver dato l'opportunità al nostro istituto di partecipare come scuola pilota al progetto Abitare il Paese. Gli alunni e i docenti hanno vissuto un'importante esperienza di cittadinanza attiva e responsabile, progettando interventi di riqualificazione per una città del futuro più intelligente, sostenibile e inclusiva, così come raccomanda l'obiettivo 11 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Noi abbiamo, insieme ai ragazzi della prima C, abbiamo studiato alcuni luoghi, spazi urbani che i ragazzi utilizzano quotidianamente. Si sono divisi in 3 gruppi e ogni gruppo ha studiato un'area, riprogettando questi spazi in base alle loro esigenze, alle loro idee, ai loro progetti. Si sono calati nel ruolo di piccoli urbanisti. I 3 luoghi sono il sottopassaggio, il campetto, che poi hanno avuto la possibilità di ristrutturare, e un'area giochi. Sono 3 aree che i ragazzi comunque frequentano quotidianamente e che quindi hanno pensato di migliorarli, pensando a nuovi progetti che possono riqualificare queste aree urbane da loro comunque fruite quotidianamente, appunto. Oggi si conclude la quinta edizione del progetto Abitare, seconda edizione per Agrigento. I ragazzi quest'anno, intervenendo sempre su aree urbanistiche di Agrigento e Canicattì, aree che sono limitrofe alle loro scuole, e quindi per Agrigento, Villa Lizzi e Villa Iannuzzo, e anche l'area limitrofa al Liceo Scientifico Leonardo, per Canicattì invece l'area del Ponte di Ferro. I ragazzi hanno evidenziato tantissime proposte progettuali che vanno dalla panchina a forma di nota musicale ai murales come elementi di riqualificazione urbanistica, alla realizzazione di
di segnaletiche con materiale di riciclo, in particolare segnaletiche in legno che sono realizzate con il legno proveniente dai barconi degli emigrati. I focus che emergono da questo anno di studi e di progettazione sono la memoria, le relazioni con il territorio, il senso di appartenenza e la bellezza come cura del territorio. Il progetto del quale oggi i nostri ragazzi hanno presentato, diciamo, la sintesi presso l'Ordine degli Architetti è sicuramente un progetto che ha dato loro l'opportunità di sintetizzare 3 componenti fondamentali che a mio avviso rientrano nell'educazione dei nostri ragazzi. Uno è indubbiamente il territorio perché il territorio è importante che i ragazzi lo vivano, perché il territorio ci racconta la memoria, ci consente di vivere il presente e consente ai ragazzi di proiettarsi in un futuro che chissà attraverso proprio questa conoscenza possa portarli a rimanere e a lavorare per il proprio territorio. La seconda componente importante io credo che sia il rapporto con le istituzioni. Collaborare ancora una volta con l'Ordine degli Architetti ha dato ai nostri ragazzi l'opportunità di esprimere anche dei talenti che magari al di là di queste singole occasioni rimarrebbero inespressi. E il terzo chiaramente è la scuola perché è il luogo insomma in cui essi vivono, in cui io dico sempre trascorrono metà della loro vita, almeno diciamo fino ad una certa fascia di età, e quindi è il luogo in cui questo deve apparire come opportunità per poter crescere e crescere meglio. L'educazione, io credo, quella con la E maiuscola, che sia proprio improntata su questi temi, cioè il rapporto al di là dei contenuti trasmissivi che ovviamente sono alla base dell'attività scolastica, il rapporto con il mondo esterno che fa sì che i nostri ragazzi possano sempre di più essere cittadini europei.